Visita del governatore del distretto 108 YB Sicilia, avvocato Mariella Sciammetta, alla Valle dei Templi di Agrigento. L'occasione è stata offerta dalla donazione di un cursore tattile per non vedenti da parte del Lions Club della Valle dei Templi di Agrigento, presieduto dalla dottoressa Mariella Antinoro, alla Colimpetra di Agrigento. Un gesto sicuramente apprezzato, testimoniato anche dalla presenza del presidente dell'Unione Cechi di Agrigento, dottor Giuseppe Vitello, e alla fattiva partecipazione del direttore del Giardino della Colimpetra, Giuseppe Lopilato. Già lo scorso anno un analogo cursore era stato posato all'interno di un'altra zona della Valle dei Templi. Quest'anno si è voluto ripetere il gesto ubicandolo in un'altra location. Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti dei Club Lions della zona 26, composto dal club di Agrigento Osti, Chiaramonte Zolfare e Valle dei Templi. Una giornata bellissima perché piena di emozioni, prima la valle che ho potuto attraversare in lungo e largo con delle amiche, la conoscevo già ma è sempre molto suggestiva, poi oggi la giornata è splendida e quindi veramente è stato bello, ma soprattutto l'incontro qui ora con gli amici dell'Unione Italiana Cechi, peraltro il dottore Vitello è il nostro socio, e con tutti gli amici del club Agrigento Valle dei Templi che hanno donato questo cursore tattile per consentire ai non vedenti di poter visitare anche loro questa parte bellissima del parco. Quindi una giornata veramente speciale, non potevo chiedere altra ospitalità migliore di questa e vi ringrazio perché in questo modo noi serviamo, in questa maniera riusciamo a raggiungere veramente gli scopi dell'ionismo, quindi grazie di cuore veramente. L'attività dei componenti del club Agrigento Valle dei Templi è rivolta ai bisogni, a dare delle risposte ai bisogni del territorio, soprattutto ai bisogni delle fasce più deboli, cercando di eliminare quelle disuguaglianze che possono essere eliminate con l'intervento del nostro servizio, eliminato quantomeno possiamo contribuire ad eliminarle. La squadra nell'anno sociale trascorso ha voluto fortemente la donazione di un cursore tattile per non vedenti ed ipovedenti al Parco della Valle, esattamente ai piedi del Tempio di Oscuri, anche perché ci sentiamo una forte responsabilità, noi ci sentiamo un po', il parco per noi è come la nostra casa, considerato che portiamo un nome così importante, di grande spessore, Valle dei Templi, e quindi abbiamo donato questo cursore con la promessa che saremmo ritornati in questo meraviglioso Eden. E quest'anno come inizio di anno sociale, anche se abbiamo portato avanti altre attività, abbiamo voluto fortemente ripartire da questa porzione di giardino, di paradiso, del giardino della Colimpetra, e abbiamo donato all'ingresso del giardino un cursore tattile per i non vedenti e anche per gli ipovedenti. Abbiamo la presenza del pasti governatore, il dottore Angelo Collura, la presenza del presidente di circoscrizione, il dottore Nicola Scaturro, il presidente di zona, il cavaliere Emanuele Farrugia, a cui va il merito di averci aiutato ad organizzare questa giornata. Non è presente in mezzo a noi il direttore del parco, il dottore Roberto Sciarratta, che ci apre sempre le porte, ci mette in condizione di poter sentirci, se mi permetto di poterlo dire, a casa nostra. E anche per i non vedenti un momento molto importante, perché è una di quelle cose che ci fanno sentire come gli altri. Oggi ci è stato donato non solo un cursore di materiale così antipioggia, ma un momento di autonomia, un biglietto di autonomia. E venire qua e poter leggere autonomamente la descrizione di un posto, la sua storia, da soli, mentre si sente gli uccelli che cantano, gli odori che fa, è molto diverso dal sentirselo raccontare. Significativo perché
aggiunge un'opportunità in più, quella di poter comunicare la bellezza del giardino a chi non ha l'opportunità di poterla vedere. Ma noi abbiamo dato appuntamento ai nostri amici ciechi per la prossima primavera, quando potranno odorare l'alzagora degli antichi agrumi della Colimpetra e anche gustare i loro frutti e anche ascoltare il cinguettio degli uccelli, della natura, dell'acqua che scorre nel fondovalle e insomma vivere insieme a tutti gli altri, con gli altri sensi disponibili, la bellezza di questo luogo meraviglioso che noi custodiamo con grande impegno e passione, e siamo felici che questa bellezza arriva a tutti.